4 gli essenziali: manzo, lingua naturale, testina e cotechino. Cosa senti quando entri in cucina o in questo locale? Cosa sento? Sento che questa è casa mia perché io sono cresciuto qui. Per noi è un orgoglio pensare che l'immagine Calmiere sia legata alla famiglia. Ciao ragazzi, benvenuti in Piazza San Zeno, uno dei luoghi più emblematici di Verona proprio per la veronesità che la contraddistingue, dove per veronesità si intende quell'insieme di caratteri storici e culturali che sono profondamente radicati nel cuore, nella mente e nello spirito di questa città. Per la storia, perché la basilica è dedicata a San Zeno, il vescovo Moro a cui tutti i veronesi sono molto affezionati, e poi perché questo è il quartiere San Zeno che ha dato i natali al Carnevale, il famoso Carnevale di Verona, e tra l'altro qui su questa piazza ogni anno si tengono le elezioni per proclamare il papà del gnocco, che è la maschera tipica di Verona. Ma come dico sempre, sono sempre le persone a determinare le situazioni, e allora, sempre qui in Piazza San Zeno, c'è una famiglia che da far suo porta avanti la veronesità, quella legata però ai sapori, che sono quelli tipici, quelli cioè nei quali i veronesi si riconoscono immediatamente. E questa famiglia da una quarantina d'anni lavora proprio laggiù. Dal 1987 propone i piatti tipici della tradizione, continua a farlo, seguendo, un percorso, una storia che non hanno mai modificato. Ed è molto interessante andarla a conoscere la loro storia, perché contiene dei risvolti anche insospettabili, come per esempio fare il bollito, che cosa vorrà mai dire, quali sono i piccoli segreti. Adesso li andiamo a scoprire insieme, ma non solo di quelli. Per esempio, partiamo dal nome, la trattoria al Calmiere. Perché si chiama così? Si chiama Calmiere per una storicità. All'inizio del Novecento i titolari del Calmiere frequentavano un'osteria. L'oste di quell'osteria duplicò il prezzo del mezzo litro. Loro pensarono di aprire di fronte e di fissare il prezzo del mezzo litro calmierato. Perché mezzo litro? Perché il mezzo litro era sintomo di gioco sia nelle bocce che nelle carte, perché dal mezzo litro escono 4 bicchieri. E quindi ci facevano la cresta? No, che se prima giocando con 5 mezzi litri, 6 mezzi litri, con l'aumento del prezzo dovevano bere di meno sostanzialmente, no? Ma quando siete arrivati qui, quell'anno, no? Avreste mai pensato di diventare un simbolo della cucina tradizionale veronese, visto che non ce n'erano all'epoca? Guarda, io e mia moglie siamo autodidatti. Abbiamo imparato sul campo, non abbiamo fatto scuola, abbiamo cercato di avere tanta passione, la passione ti porta alla professionalità e soprattutto un po' di innovazione. Anche il locale stesso, quando è nato la proposta bollita nella brace, era un locale innovativo, insomma. Ogni ristoratore cerca di mettere anche del suo, no? E di conseguenza abbiamo introdotto la coppa di maiale, per dire la coppa di maiale arrosto. Da noi non mettiamo la faraona, il pollo, perché del pollo la gente mangiava solo il petto e la coscia, tutto il resto andava buttato. Della faraona la stessa identica cosa. Poi ci sono delle carni essenziali che non si possono fare a meno, tipo la copertina di manzo o cappello del prete o scapino, che ha vari nomi, la lingua naturale, la lingua salmistrata e la testina di vitello. Ma la società cambia, cambiano i gusti, le modi, cambiano le tendenze. Io mi permetto di disturbarti. Grazie. Ti ho Cosa avete portato portato? questo bigolo con una guancia di manzo brasata al valpolicella e una grattugiata di Montevecchio. Buon appetito. Pura tradizione veronese. Pura tradizione veronese. Io ti voglio bene. Grazie, è reciproco. Buon appetito. Dicevamo,
Cambiano le mode, cambiano le tendenze e un ristorante è sempre un punto di osservazione privilegiato per capire quali sono le evoluzioni epocali che caratterizzano una società. E anche questo ristorante non fa certo eccezione. Questo per dire che cosa? Che ogni ristoratore a un certo punto, come sarà successo sicuramente anche a Battistoni, si trova davanti ad un bivio. Faccio quello che piace a me, che sento più nelle mie corde, o seguo il mercato e quindi accontento tutti i generi di clienti, quindi svilendo un po' quello che è la tipicità locale? I Battistoni hanno sempre preferito la prima opzione e da allora non sono mai cambiati. La tradizione, il bollito con la PRA e la carne alla brace. E questo è ciò che continua, che oggi a caratterizzarli fortemente. E non è un caso che quando diciamo il calmiere loro siano conosciuti proprio come quelli del bollito con la PRA. E allora andiamo da Martino, che avete appena visto, a capire cosa vuol dire per loro fare il bollito. E noi ci vediamo dopo, no perché diventa freddo. Siamo pronti Martino? Pronti, Cos'è che è qua prontissimi. di buono? Copertine di spalla del manzo, Oh, lingue di vitello e testina di vitello. ti ho detto lingue perché? Lingue, allora, lingua salmistrata e lingua naturale. La lingua salmistrata nasce come lingua naturale, dopodiché passa dalle 3 alle 4 settimane sotto bacche, spezie, Certo, sale, certo. prende questa sorta di marinatura e assume questo colore rosso acceso che poi si vedrà meglio dopo la cottura. E adesso le cuociamo? Adesso le cuociamo. Importante, importantissimo, un pentolone per ogni tipologia di taglio, quindi lingua naturale, copertine di spalla del manzo, lingue salmistrate e testina di vitello. E questo perché? Questo perché non bisognerebbe mai mescolare le varie tipologie di carne durante la cottura. Fatto il manzo, adesso ci occupiamo del maiale. Prodotto principe, capo supremo, il cotechino, Ah, che bello. che è l'unica parte che viene bollita del maiale. Ok, lo buttiamo giù in acqua. Noi, oltre al cotechino, aggiungiamo come pezzi del maiale, però arrosto, il prosciutto di Praga e la coppa di maiale. Al naturale? No, la coppa di maiale prepariamo una sorta di salsa a base di senape, viene coperta l'intera coppa e poi messa a arrosto e cotta a bassa temperatura. Adesso prepariamo la PRA. Vabbè, giustamente. Esatto, bisogna. Così mentre il bollito cuoce, Certo. i pezzi di carne cuociono, cominciamo a preparare la salsa di Verona. Brodomiolo e pancratà. Vado? Vai, vai, vai. Eccolo qua. Pane. E questo è il primo elemento. E questo è il primo elemento, pane. E dopo il pane? Dopo il pane aggiungiamo il brodo. Eccolo. Questo è un brodo che viene ricavato dalla cottura delle copertine di Certo. spalla del manzo e delle lingue naturali, viene pulito, filtrato e abbattuto prima Questa è una bella dell'utilizzo. occhiatura, Ok. Eccolo qua. Tutti i giorni questo lavoro, Martino? Tutti i giorni. Eccoci qui. Aggiungiamo il sale. Sale. Ecco qua. Però manca ancora l'elemento che dà il nome alla salsa. Il pepe. Quanto che ne va? Allora, a sentimento si dice, vero? C'è chi piace una PRA un po' più arrogante come me, quindi io preferisco una PRA un po', Che si un sente po' il pepe. aggressiva, un po' esatto, un po' sprintosa. Chi invece la preferisce un po' più delicata, però intanto iniziamo con un mestolo, la facciamo andare e poi in Si base a tasta. come, esatto, in base a come cresce la assaggiamo e lì si vede se aggiungere o meno. Se è vero che ti stai già facendo venire fame. Il L'obiettivo nostro è quello. il nostro lavoro, l'obiettivo è quello. La carne dunque è l'elemento principe da sempre della cucina. Eccoci qua. A me mi aspettavo il bollito. No. No, che mi dispiace, capiamo se ma. No, cioè, ho preferito portarti questo taglio nuovo che abbiamo aggiunto in menù. Questo è un Hereford. Ci sono piaciuti i bigoli? Ah, favolosi. Avete fatto il bis, anche il tris, anche il quartet, tutto. Perfetto. Allora, questa è un taglio Hereford irlandese. Ok.
taglio Irlanda, circa 750 grammi, accompagnato solamente con olio extravergine di oliva e sale malto. La semplicità per apprezzare di più l'essenza. Semplicissimo, fatto in griglia e buon appetito. Mi tocca tastare. Grazie Martino, A te, grazie. carissimo, buon appetito. Ma io so che comunque il bollito sta per arrivare e ve lo faremo vedere. Ma questo per dire che cosa? D'accordo la carne, ma soprattutto quello che mi interessa far rilevare è l'artigianalità, perché loro i loro piatti li definiscono artigianali, perché nascono dall'inizio alla fine fatti con le loro mani. Guardate che questa può apparire una scelta banale perché siamo in un ristorante, ma credetemi, non è così scontata ed è un passaggio attraverso il quale passa quel concetto chiave di qualità del cibo, che anche questo non è sempre di immediato riscontro. Occorre saperci fare, occorre crederci e, perché no, anche investirci tempo ed energia. Noi cerchiamo di avere sotto controllo tutto quello che facciamo e tutto quello che facciamo viene prodotto esclusivamente da noi, tranne certe cose tipo il pane, tranne i grissini, tranne le piccole salsine di contorno, però il resto, dalla pasta fresca ai dolci, ai contorni, dalle salse, quelle importanti, dagli antipasti, viene tutto esclusivamente preparato in casa. Quello è il lavoro del ristoratore. Quello è il lavoro del ristoratore, o meglio, sarebbe il lavoro che ogni ristoratore dovrebbe fare. Io però sono una persona a cui non mi piace parlare del lavoro degli altri, mi piace più parlare di quello che facciamo noi, dopo la clientela verrà qua, giudicherà in base a quello che pensa o a quello che vede, ecco, insomma. E tu perché sei qui? Io sono qui per portare avanti questa azienda di famiglia che è qui da 38 anni, quest'anno, il 5 di agosto abbiamo compiuto 38 anni e fra 2 anni raggiungeremo il cosiddetto obiettivo di bottega storica. Però l'obiettivo non è finire fra 2 anni, l'obiettivo è continuare. Ecco. Ti rifaccio la domanda allora. Sì. Perché sei qui? Cosa senti quando entri in cucina? O in questo locale? Cosa sento? Sento che questa è casa mia perché io sono cresciuto qui, quando andavo a scuola venivo qui a mangiare, quando finivo di mangiare andavo a giocare in piazza, nonostante noi abitassimo alle Golosine, noi siamo sempre cresciuti qui a San Zeno, noi conosciamo San Zeno, abbiamo visto come San Zeno è cambiata negli anni, però ci sono ancora 2 o 3 punti di San Zeno che sono rimasti quelli di quando noi eravamo piccoli e quindi è bello restare qui a San Zeno. Adesso, dopo tutti questi anni, adesso c'è il seguito, ci sono i suoi figli che stanno portando avanti tutto, no? Come ci si sente a vedere che la propria opera continua? Ma intanto motivo di orgoglio. È un orgoglio vedere che l'insegna al calmiere rimane in famiglia, no? Perché sicuramente siamo appetibili a un'acquisizione esterna per una serie di motivi, no? Cioè, noi siamo stati anche quelli del bollito alle 5 del mattino durante il Covid e lì pensa che è venuta anche da CNN a farci un servizio. Diciamo che in tutti questi anni, in 38 anni di lavoro, abbiamo avuto sicuramente qualche momento di sbandamento, ma ci siamo ripresi, abbiamo tirato su di nuovo tutto ciò che era possibile fare. Oggi 2 figli, uno 32 e uno 29, soprattutto Carlo in cucina è un maestro d'orchestra, insomma, si fa aiutare da suo fratello, ma durante il servizio lui sforna 100 coperti da solo. La sciocca è buona? La sciocca è buona, ma è anche una sciocca della mamma molto certo, buona. Certo. Cioè non è solo il papà, perché c'è questa figura di mamma che lei non si fa vedere mai, ma è forse la persona che ha più capacità, diciamo così, di fisico, di presenza, di lavoro, perché tutti i dolci sono sfornati da mamma Morena. Famiglia Battistoni, posso farlo mi? Ma certamente. Dai. Aspetta che fa come quei intelligenti. Mi faria
farei una linea di Arbor Magico con questo profumo qua. Dopo me lo tago in macchina sotto spedito e quando vado mi viene in mente il calmiere, Piero, la morena, tutto. Ma il Marco tu mai bene? Benissimo, bello, abbondante, guarda, sono... Chiedo ancora spazio? dipende. E il dolcetto di mamma Morena? Ho un buso ancora, guarda, bisogna che lo riempiamo perché insomma non posso andare via con la fame. Pensa che lei 30 anni fa si è inventata il tiramisù con il fondo al posto dei savoiardi del Pandoro di Verona. Dopo in accoppià in tanti, però lo se l'ha inventata lei. Mi vuoi bene a tutti. E adesso vuoi tastarlo, me l'hai detto ormai. Ragazzi, grazie alla famiglia Battistoni. Grazie a voi. Se capitate a San Zeno, guardate il Vescovo Moro, pensate a Carnevale, ma dopo venite a farvi un piatto di bollito perché merita, che dopo ganga tirami su. Grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie.